Nel 2008 la cittadinanza di Sappada, con un referendum, aveva manifestato la propria intenzione di entrare a far parte della provincia di Udine con una maggioranza pari al 95% dei voti espressi. Dopo che il via libera al distacco era stato votato dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia nel 2010 e dal Consiglio regionale del Veneto nel 2012, lo scorso febbraio il passaggio è stato approvato sulla scia di analoga decisione della Commissione Bilancio, anche dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato. Io credo che debba essere rispettata la volontà dei cittadini, ha detto a Roma la Presidente del Friuli Deborah Serracchiani, commentando la decisione del Senato di rinviare la trattazione del disegno di legge per il passaggio del Comune di Sappada dal Veneto al Friuli Venezia Giulia. Io credo che debba essere rispettata la volontà dei cittadini, che sono stati molto chiari, si sono espressi liberamente. Sono tanti, tra l'altro, i comuni del Bellunese che hanno già fatto il referendum e si sono espressi nello stesso modo. A questo punto mi chiedo se non sia importante per me invitare l'intero Bellunese a congiungersi sotto la specialità del Friuli Venezia Giulia per mettere insieme il patrimonio straordinario che abbiamo, la nostra montagna, i parchi delle Dolomiti, visto che parliamo di gente che ha lo stesso comune sentire.